Bentrovati. L'Associazione Culturale Studium Fidei intende presentare nel 60° anniversario della uscita dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris, una riflessione su questo documento che potremmo sottolineare come il testamento spirituale di Papa Roncalli. Infatti, egli firma questo documento il 9 aprile del 63 e i primi di giugno del 63 il Signore chiama Giovanni XXIII nella gloria del suo regno, al di là di questa realtà viatoria. Questo documento fece molto scalpore perché esce in un momento molto interessante per quanto riguardava un criterio di superamento di una conflittualità. C'erano ancora i due blocchi, aveva appena sciolto, grazie anche al suo intervento, la conflittualità del problema di Cuba tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, grazie anche proprio all'intervento di Giovanni XXIII, ma soprattutto al suo carisma, che toccò il cuore di Khrushchev e dello stesso Kennedy. Quindi noi viviamo un po' il dramma della conflittualità, la guerra guerreggiata, non solo nel mondo come in Africa e nell'Asia, ma anche proprio qui vicino, nella nostra cara Europa, tra la Russia e l'Ucraina. Una conflittualità che ci stringe il cuore. Si tratta di fratelli cristiani, ecco, che sono in una dimensione di sofferenza grande, perché la guerra porta solo grande disgrazie e grandi sofferenze. Senza entrare nel merito, sappiamo l'invasione della Russia nell'Ucraina, ma sappiamo anche le situazioni difficili del Donbass create dai nazionalismi. Quindi siamo in un momento che è necessario riflettere. E su che cosa dobbiamo riflettere? Noi cristiani dobbiamo riflettere sul Vangelo, ma in 2000 anni anche la Chiesa di Cristo ha offerto al mondo anche degli insegnamenti attraverso la dottrina sociale e attraverso anche il magistero dei pontefici romani. Pensiamo a Pio XI contro il nazismo e il comunismo. Pensiamo anche ancora prima, pensiamo a Benedetto XV che sottolinea la guerra come inutile strage. Pio XII con la guerra tutto è perduto, e poi ecco Giovanni XXIII non solo con la Pacem in Terris, ma anche con questo intervento, dicevamo, nel 62 per risolvere il problema gravissimo di Cuba che avrebbe coinvolto, l'umanità intera. E non possiamo dimenticare il continuo appello di Papa Francesco alla pace e all'attenzione verso questa conflittualità che praticamente dona una situazione di stabilità e destabilizzante
questa conflittualità tra Russia e Ucraina un po' per tutto il mondo, ma in modo particolare per l'Europa. Vediamo un po' allora il documento, da dove nasce questo documento. Più di qualcuno, ha voluto quasi attribuire questo documento alla stesura integrale di Monsignor Pavan, Cardinal Pavan. È vero che Papa Giovanni interpellò Monsignor Pavan, che era appunto docente alla Lateranense, ma lo stile, l'indicazione fondamentale sono praticamente di Papa Giovanni XXIII. E voglio sottolineare una confidenza di Papa Giovanni XXIII per stabilire il vero autore di questo, profetico documento. È stato riportato nel libro di Roncalli e mio, Pacem in Terris, edito dalla Cantagalli 10 anni fa, al 50° della Pacem in Terris. Abbiamo riportato dal diario di Yves Congar, di una udienza che Papa Giovanni fece a Monsignor Martì. Abbiamo riportato proprio integrale. Così dice il diario di Yves Congar. Il Papa, che ha ricevuto Monsignor Martì per 40 minuti, gli ha detto di essersi annoiato durante il primo mese del concilio, perché non si andava né avanti né indietro e tutte le discussioni sulla liturgia, così come erano impostate, non gli interessavano. Il Papa vuole che si proceda e quindi che si lavori con più, intensità. Occorre, afferma, saper vedere il bene che c'è nelle posizioni di tutti e degli altri. Gli ha anche raccontato che Monsignor Pavan aveva fatto per la Pacem in Terris un testo troppo astratto, quindi quello che c'è non è il testo che fece Pavan, ma quello che rivide desponte sua Giovanni XXIII. Nella notte fra il 6 e il 7 gennaio, dice Papa Giovanni, dopo averlo letto, il Papa ha avuto l'ispirazione di rivolgersi non solo alla Chiesa, ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, quindi non solo ai cristiani, e quindi rivede il testo secondo questo suo progetto. Ha riflettuto anche sui 4 pilastri che poi lui indicherà con quello spirito proprio di Roncalli stesso. Ho riflettuto dunque sui 4 pilastri: verità, giustizia, amore e libertà. E dice Congar, annoto questo per la storia. Dunque molto si è detto dell'importanza dell'apporto di Pavan, che poi sarà fatto cardinale, ma ecco che qui Giovanni XXIII dice sì, ha apprezzato il lavoro, ma poi lui ha rivisto questo lavoro secondo i suoi criteri. Ebbene, spesso Papa Giovanni giustamente passa come il Papa buono. Non dimentichiamo che Papa Giovanni fu un fine diplomatico, mai disgiunto dall'attenzione per un ascolto nei confronti delle problematiche dell'uomo moderno. Pio XII, un fine diplomatico, se non avesse avuto questa valutazione di Giovanni XXIII, cioè di Angelo Giuseppe Roncalli, certamente non lo avrebbe inviato a Parigi, una delle nunziature più importanti, per la Santa Sede. Quindi non dimentichiamo mai che appunto sotto l'umiltà e l'atteggiamento bonario che veniva dal cuore, non da
un atteggiamento studiato, vi è anche il fine diplomatico Angelo Giuseppe Roncalli. E qui lo vediamo, una diplomazia legata alla pastorale, proprio perché è qui il criterio fondamentale. Allora io vorrei anzitutto dirvi, ecco, come è strutturata questa enciclica giovannea che ancora oggi ci offre l'opportunità di considerare quanto sia importante porre al centro sempre, come lui pone, ecco, la persona umana. Ecco, vedete la differenza, ad esempio, tra la concezione sociale che emerge dal marxismo, che è un'attenzione sociale per una categoria, quindi il mondo operaio. Ecco, qui c'è invece nella dottrina sociale della Chiesa un'attenzione alla persona umana. Questa è la grande differenza che appunto che viene poi anche, diciamo così, sottolineata per trovare qual è la linea giusta che deve essere posta nei confronti del problema, ad esempio, dell'America Latina, no? Quindi non è una soluzione marxista quella che dà una risposta, quindi la categoria, ma è la dimensione della dottrina sociale della Chiesa, del Vangelo, è la persona che conta, non una categoria. Certo, la persona è inserita in questa o quella dimensione sociale e in questa categoria, ma alla persona noi dobbiamo appunto entrare nella logica della realtà per offrire delle dimensioni che sono appunto le proposte per una qualità dei rapporti personali, cioè tra individui, ma anche nei rapporti tra gli stati. Ecco, come è composto allora questo documento? L'enciclica è composta da un'introduzione e da 5 densi capitoli che indicano in modo molto concreto quello che è la proposta, quella che è la proposta della dottrina sociale della Chiesa per un percorso educativo alla pace. Proprio da questa enciclica e poi da quelle dei suoi successori, quindi Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco della Fratelli Tutti, ecco, il criterio fondamentale è proprio questo: educare alla pace. Ma non con l'adagio latino, se vuoi la pace prepara la guerra. Al contrario, preparare gli animi alla fraternità, nella verità, nella giustizia, i cosiddetti 4 pilastri. È lì che è fondamentale il discorso. Ed è questi 4 pilastri sui quali Giovanni XXIII mette le mani. Quindi sì, accetta il lavoro, lo studio, il lavoro di Pavan, ma poi mette il suo cuore pastorale e la sua, diciamo, esperienza diplomatica. Quindi un costruire i rapporti fondamentali delle persone nella verità, nella giustizia, nella libertà, ma ecco qui quello che mette in evidenza Papa Giovanni: l'amore, quindi la dimensione della realtà agapica. Ecco, quindi il primo di queste aree è l'ordine tra gli esseri. Poi la seconda area è la dignità della persona umana, quindi i suoi diritti e i suoi doveri. E poi nella terza area abbiamo il rapporto tra gli esseri umani, quindi gli individui, le persone, e i poteri politici all'interno della comunità. Quindi poi qual è l'aspetto fondamentale
del bene comune, la sottolineatura del disarmo e della libertà. Quarta area sono i rapporti degli esseri umani e delle comunità politiche con la comunità mondiale, diremmo noi oggi con la globalizzazione. Ecco, io vorrei proprio che anzitutto leggessimo l'introduzione che fu rivista in toto, ecco l'articolo 1 della Pacem in Terris, che è proprio di Papa Giovanni, l'1 e il 2. Così inizia l'ordine nell'universo. Dice il Papa: la pace in terra deve essere, come è nel cuore delle persone, un anelito profondo di tutti gli uomini di tutti i tempi. Però come può venire instaurata questa pace? Solo nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio. Ecco, Papa Giovanni entra in una dimensione che è la politica internazionale da credente. Allora c'è un ordine degli esseri, quell'ordine che è, diciamo, il fondamento dei principi della coscienza, e se non si rispetta quest'ordine, ovviamente nella responsabilità di ciascuno, ma non solo in una valutazione soggettiva, ma una valutazione oggettiva, ecco, noi mettiamo in scacco matto il discorso della pace. Quell'ordine stabilito da Dio, quindi il primato della persona umana, il rapporto tra la persona umana e il creato, il rapporto tra il soggetto e la comunità nella quale egli vive, sociale, religiosa, culturale, deve entrare nella logica proprio di un criterio di valutazione delle cose. Qual è il primo e qual è l'ultimo? Se l'ultimo è in difficoltà, ecco che io prendo la parte dell'ultimo, ma per sottolineare che cosa? La dimensione essenziale che deve essere patrimonio di ogni pensiero e di ogni relazione. Quindi, anzitutto, il senso del primato di Dio, l'ordine stabilito da Dio, quindi la legge naturale. La dottrina sociale della Chiesa si basa essenzialiter sulla legge naturale. Poi continua sempre il primo paragrafo. I progressi della scienza e le invenzioni della tecnica attestano come negli esseri e nelle forze che compongono l'universo regni un ordine stupendo. Quindi renderci conto di quella che è l'evoluzione, il senso oggettivo della realtà della vita nelle fasi, nelle sue fasi, quindi la realtà della terra, la vita nella dimensione della realtà concreta, minerale, vegetale, animale, razionale e anche ovviamente soprannaturale. E quindi l'ordine stupendo presente nell'universo è quello che diventa e deve diventare, scusate il termine un po' elementare, il sillabario, grazie al quale noi dobbiamo vedere che dobbiamo fare, qual è il primato a cui dobbiamo dare e come dobbiamo entrare in una logica di coordinamento etico a favore sempre di chi? Di tutto l'universo, ma
a chi è dato il compito di coordinare l'universo, e lo prendiamo dal libro della Genesi, all'uomo, alla coppia umana. Quindi dice quest'ordine stupendo è attestato pure in un concetto che noi dobbiamo fare nostro, dice Papa Giovanni, è la grandezza dell'uomo che scopre tale ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi di quelle forze e svolgere a suo servizio. Ecco quindi il primato della legge naturale come stigmata della presenza del Creatore e la missione che ha l'uomo nei confronti di tutta questa realtà. Ecco allora che qui noi potremmo dire giustamente che troviamo in anteprima la legittimazione di quello che ci dice Papa Francesco nella Laudato Si, il rispetto della realtà creata, del clima, dell'acqua, delle foreste, di questa casa comune che è la terra, e quindi scoprire quello che è l'uomo nella sua missione di custode di questa realtà. Ecco allora che l'imago Dei, l'immagine di Dio, entrata nella dimensione di una lettura cosmica, è una lettura pertinente, che dà allora all'uomo un'etica. Come ti devi rapportare nei confronti della realtà, la casa comune, di quello che è la vegetazione, di quello che è la vita degli animali, di quello che è la vita dei tuoi fratelli e sorelle della tua stirpe, uomini e donne di ogni lingua, di ogni religione, di ogni cultura. È lì il discorso. Quindi la tutela della dignità della persona umana e quindi la tutela della casa comune. Quindi l'uomo non può prescindere da queste due attenzioni che devono essere, diciamo, pertinenti al suo modo di agire. E qui al numero 2 anche, che è proprio di Papa Giovanni, quindi che precede poi la disamina di quello che è l'ordine degli esseri umani, così continua il Papa. I progressi scientifici, e le invenzioni tecniche manifestano innanzitutto la grandezza infinita di Dio che ha creato l'universo e l'uomo. Ecco che non si condanna minimamente l'evoluzionismo, si guarda come è evoluta la realtà della vita, la zoe, e quindi il progresso scientifico in sé per sé non è contrario a ciò che viene ad essere intrinseco nella realtà degli esseri che costituiscono il nostro pianeta, tutti gli esseri. Quindi la ricerca scientifica non è un qualcosa da impedire. La ricerca scientifica ovviamente è qualche cosa che poi, se è fatta con rettitudine, mi manifesta che cosa? La grandezza di ciò che ha impresso l'inizio della vita. E quindi ecco che la sottolineatura di Dio creatore, un concetto che è presente in tutte le religioni monoteiste, sia l'ebraismo, il cristianesimo e anche l'islamismo. Dio creatore, che non significa negare l'evoluzionismo, ma significa sottolineare che all'inizio non c'è una dimensione caotica nel porre l'evoluzione degli esseri e neanche una dimensione dispotica, c'è una dimensione di amore. E poi il Gian Vangelo ci sottolinea proprio il fatto che Dio è amore.
Possiamo dare tutti gli altri attributi, l'eternità di Dio, l'immensità, l'infinito, eccetera, ma la cosa fondamentale è che Dio è amore, come sottolinea poi Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Deus Caritas Est. Ma dal Vangelo in poi c'è questa sottolineatura e noi siamo testimoni di che cosa? Dobbiamo essere testimoni di questo Dio amore, quindi dobbiamo vivere nella dimensione agapica, di oblativa, e nel rapporto con Dio e con l'opera sua, che è la creazione, dobbiamo rapportarci con amore e ovviamente con intelligenza. E qui c'è una bella professione di fede nei confronti di Dio creatore. Sempre al numero 2 della Pacem in Terris, dice Papa Giovanni: Dio ha creato l'universo, profondendo in esso tesori di sapienza e di bontà. E cita il Salmo 104, come dice appunto il salmista: O Signore Dio nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E ancora cita un altro salmo, prima questo salmo che abbiamo citato è il Salmo 81, poi cita il Salmo 104. Quanto sono grandi le tue opere, Signore, tu hai fatto ogni cosa con sapienza. E cita il libro della Genesi poi. E ha creato l'uomo intelligente e libero, a sua immagine e somiglianza, costituendolo, ecco qui, Signore dell'universo. Quel concetto di dominatore, no, che troviamo in alcune traduzioni del libro della Genesi, ha implicito il compito di custode. Signore è colui che vede e provvede, quindi tutela. Ecco. E questa dimensione però è data a chi? All'uomo. E come lo definisce Papa Giovanni l'uomo, traendolo dal Salmo 8, rifacendosi al momento del Dio creatore? Hai fatto l'uomo per poco inferiore agli angeli e lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani e hai posto tutte le cose sotto i suoi piedi. Potremmo dire che già qui all'inizio della Pacem in Terris la sottolineatura della dignità della persona umana porta con sé un'antropologia completa. Quindi l'uomo che fa parte dell'ordine degli esseri, il primo tra questi, non per creazione ma per missione, è lì nella realtà creata immagine di Dio, per custodire l'opera di Dio. E quindi ogni persona umana deve essere educata a questa missione, di essere, inserita la persona umana in questa signoria di attenzione, di promozione, e questa signoria in modo particolare di servire la vita. E qualora che in questo senso è superiore ad ogni altra realtà creata l'uomo, superiore agli angeli perché ha in sé un qualche cosa che Dio ha donato all'uomo. Dio ha creato e l'uomo deve custodire ma anche perfezionare. Lo dice poi il Concilio, no? L'uomo col suo lavoro perfeziona l'opera della creazione. È un cambiamento fondamentale questa concezione e il Concilio la trae proprio dalla mens di Giovanni XXIII. Non dunque il lavoro come pena, certo, a causa della colpa, ma lavoro come perfezionamento dell'opera del Creatore voluta, questa perfezione da Dio attraverso l'uomo. E quindi ecco che ogni lavoro è dignitoso e ogni lavoro ha diritto di essere
va bene, retribuito sicuramente, ma anche promosso e stimato e rispettato. Questa è l'inquadratura fondamentale. Nella Pacem in Terris c'è un'antropologia compiuta, dove l'uomo è al centro. Allora molti dissero, ecco, qui noi troviamo una, vicinanza alle tesi filosofiche indiane come il buddismo, che pone l'uomo al centro. Certo, il cristianesimo pone Dio come all'origine della vita, ma nella custodia della vita Dio delega la sua immagine e somiglianza, delega l'umanità. Ecco la grande responsabilità che ha l'uomo, ecco la grande dignità che emerge già dai primi 2 articoli della Pacem in Terris, che sono proprio queste di Giovanni XXIII. Come abbiamo visto, sì, si è avvalso di un lavoro, di un competente, ma ha dato poi la sua impressione. E la dimensione antropologica Papa Giovanni l'ha recepita dove? Da tutti i suoi ministeri. Il ministero, ad esempio, vicino al vescovo Radini Tedeschi a Bergamo, quando c'è il passaggio dalla, cultura contadina all'inizio della cultura industriale, quando lui è a tutela del lavoro delle donne, e poi, ecco, quando si trova durante la seconda guerra mondiale ad Istanbul e viene a cercare, tra virgolette, di cogliere, ecco, la necessità di far comprendere a un rappresentante del governo tedesco la necessità di sentire che tutti gli uomini sono fratelli al di là della loro stirpe, e grazie proprio a questa amicizia, culturale e spirituale dell'annunzio Roncalli, il delegato apostolico Roncalli, con il rappresentante della Germania, riesce a salvare un treno di bambini che era diretto verso Auschwitz. Quindi, e poi tutto il suo rapporto da nunzio in Francia nei confronti di stabilire la verità. Quando De Gaulle vuole fare in modo che i vescovi che durante l'occupazione nazista hanno dovuto continuare il loro ministero e qualcuno poteva sembrare vicino agli occupatori, ecco che Papa Giovanni, da questi 20 che De Gaulle vorrebbe eliminare, fa con verità i passi dovuti per comprendere ciò che è stato operato nella verità e nella carità, e tra 20 ne salva 18 nella verità e nella giustizia, e 2, ecco, non entrando in queste logiche di giustizia, di pastorale e di carità, ecco, ma su 20 ne salva 18. Ecco allora che la sua esperienza di un'antropologia compiuta, vera, nella verità, nella giustizia, nella libertà, ma soprattutto, come dice lui, nell'amore, ecco che questo diventa il patrimonio dell'antropologia di Giovanni XXIII, soprattutto qua, nella Pacem in Terris. La dignità della persona umana in ogni campo, sociale, culturale, educativo, relazionante, ludico e religioso, è necessario focalizzare quelli che sono i suoi diritti e anche i suoi doveri. Papa Giovanni, proprio nella sua enciclica Pacem in Terris, sottolinea questo aspetto, la necessità che ogni essere umano che è persona, quindi ecco la sottolineatura filosofica di ciò, in questo potremmo richiamare il senso della filosofia del personalismo di Maritain, ma anche
che è cattolico ma anche di Ricoeur, che è protestante, ma le radici sono sempre evangeliche, è la fondamentalità, ecco, della persona soggetto, la quale ha diritti e doveri. Proprio Papa Giovanni, basandosi sul diritto naturale, sottolinea questo aspetto, quindi richiama anzitutto che ogni essere è persona. Quindi, essendo persona, ha la capacità di agire responsabilmente, quindi volendo, con una determinazione e un'azione in un certo modo, alla quale intenzione, quindi volontà e azione, ecco, hanno in sé per sé che cosa? Una valenza positiva o negativa. Quindi diventa importante che il soggetto, persona, ecco, abbia la consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri. E Papa Giovanni, dal numero 6 in poi, sottolinea quelli che sono i diritti della persona umana. Dice al numero 6 c'è il diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitosa. Poi al numero 7 c'è il diritto di tutelare, essere tutelato nei valori morali e culturali. E così sottolinea: ogni essere umano ha il diritto alla buona reputazione, alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l'arte entro i limiti consentiti dall'ordine morale e del bene comune, e ha il diritto alla obiettività dell'informazione. Altro diritto, al numero 8, dice il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza. Ecco, questo numero della Pacem in Terre fu fondamento anche per il decreto sulla libertà religiosa, quindi la dignità disumana, perché appunto ogni essere umano ha diritto, secondo la sua coscienza, a espletare la sua fede. Ecco che si supera quel discorso apologetico e si chiede all'umanità intera. Papa Giovanni dice quindi alla Carta dei diritti dell'uomo, ecco, del 48 si richiama, ma anche è una prospettiva per la Carta europea, quindi la libertà religiosa fondamentale. E così recita: ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza. E qui il Concilio, ecco, si riferisce a questo paragrafo proprio per sottolineare questo aspetto. Quindi il diritto al culto di Dio privato pubblico. Infatti, come afferma con chiarezza, cita Lattanzio, siamo stati creati allo scopo di rendere a Dio il giusto onore che gli è dovuto, per riconoscere Lui solo e di seguirlo. Questo è il vincolo di pietà che a Lui ci stringe e a Lui ci lega, e dal quale deriva il nome stesso di religione. Siamo legati a questo rapporto. Quindi poi cita Leone XIII quando afferma nella nella sua enciclica Libertas Prestantissimum di Leone XIII, questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria. E la Chiesa la reclamò
e la ebbe carissima ogni ora. Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli apostoli, la sancirono con gli scritti gli apologisti, la consacrarono molti martiri con la propria donazione di vita. Ecco quindi che ci si richiama allora il decreto Dignitatis Humanae del Concilio, che molti contestano, ha già nel Magistero della Chiesa di Leone XIII delle radici che sbocciano poi in quella che è la dimensione concreta della Chiesa postconciliare, del rispetto di ogni percorso religioso. Poi parla Papa Giovanni del diritto alla libertà nella scelta del proprio Stato. Quindi ciascun essere umano ha il diritto di scegliere il suo percorso culturale, etico, lavorativo. Ecco, quindi poi qui cita, ecco qui Papa Giovanni dice: ogni essere umano ha il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato di vita, celibatario oppure sponsale, oppure, eccoci, diciamo così, anche nella realtà culturale, scegliere questa o un'altra cultura. Quindi il diritto di creare una famiglia in parità di diritti, di doveri fra l'uomo e la donna, come pure il diritto di seguire la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa. E qui egli sottolinea la dottrina cattolica. La famiglia fondata sul matrimonio si richiama alla legge naturale, contratto liberamente però, ecco, il matrimonio deve essere lasciato libero all'uomo e alla donna che scelgono il proprio partner. Quindi, attenzione, è qui la condanna dei matrimoni combinati. Certo, un rispetto anche nei confronti dei genitori che si preoccupano dei figli. Dice Papa Giovanni, i genitori posseggono un diritto di proprietà nel mantenimento dei figli e nella loro educazione, ma non nel loro futuro. Il futuro è dei figli. Poi c'è il diritto attinente al mondo economico. Ecco, il mondo economico deve tener conto, ecco, della dignità della persona, quindi un lavoro dignitoso. Diritto di riunione e di associazione, quindi il diritto anche, questo lo aveva già sottolineato Papa Giovanni nella enciclica Mater et Magistra, dove appunto indica l'importanza della libertà e della responsabilità. Al numero 12 il diritto di emigrare. È molto, molto attuale anche questo discorso, come c'è il diritto anche di rimanere, quindi c'è il dovere degli Stati di fare in modo che sia garantita una dignità della persona, ma anche della vita delle famiglie, della vita economica, eccetera. Quindi il diritto di emigrare e di immigrare. Ogni essere umano, dice Papa Giovanni, ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora all'interno della comunità politica di cui è cittadino, quindi il diritto anche di rimanere nel proprio Stato. Quindi un'interpellanza all'autorità politica di rendere una vita degna affinché ciascuno possa con il proprio lavoro e con la propria, diciamo, cultura e offrire l'educazione perché si possa crescere democraticamente in libertà nel proprio Stato. Però oltre a questo, ogni persona ha il diritto, quando legittimi interessi lo consigliano, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse. Per il fatto che sia cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza in qualità di membri della stessa famiglia umana. Quindi potremmo dire che la terra non è di questo o di quell'altro Stato, ma dell'umanità intera. Ovviamente ogni Stato ha il compito di gestire bene la propria pars. Quindi ogni persona ha dunque il diritto di
emigrare e anche di essere accolto come cittadini nella legalità, si capisce. Poi c'è il diritto a contenuto politico e questo, conclude tutta la fase dei diritti che Papa Giovanni sottolinea, che poi sono quelli appunto della legge naturale. Dalla dignità della persona che cosa scaturisce anche? Il diritto di prendere parte attiva alla vita politica. Ecco, quando uno paga le tasse, quando uno non delinque, ha il diritto di partecipare in senso attivo e passivo alla vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune. Ecco, l'uomo come tale, riporta un radiomessaggio di Pio XII, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo nella vita sociale, ne è invece deve essere e rimanere il soggetto, il fondamento e il fine. Questi sono i diritti che ha una persona umana per sentirsi tutelata nella sua dignità. Quali sono i doveri? Qui dal numero 14 al 25 sottolinea i vari doveri della persona umana. Il primo dovere: il rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona debbono essere paritari. Primo dovere: bisogna anzitutto non discriminare. Primo dovere è il cercare di riconoscere la comune dignità a ciascuna persona, dal concepito a colui che sta concludendo la vita. Dovere di far sì che una persona possa nascere, il dovere di far sì che una persona possa vivere con dignità e il dovere del rispetto reciproco di qualsiasi persona appartenente a culture, a stirpi diverse. Quindi questa parità. Dovere alla mutua collaborazione. Siamo parte di una collettività, quindi ciascuno ha il dovere di partecipare al bene culturale, sociale ed economico della comunità dove egli è inserito. Il primo articolo della Costituzione italiana è proprio questo: la Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi ciascuno deve, secondo le proprie qualità, le proprie pertinenze, espletare il suo lavoro, non solo per il bene della sua famiglia, ma anche per il bene della collettività. Poi il dovere di vivere con responsabilità ogni scelta di vita. Bisogna quindi che i rapporti, dice Papa Giovanni, nella convivenza, ciascuno prenda le sue responsabilità. La responsabilità ce l'ha la genitorialità, una responsabilità all'interno della famiglia ce l'hanno anche i figli maggiorenni, ma anche quelli che maggiorenni non sono, una certa responsabilità reciproca alla proprietà, una responsabilità che hanno tutti coloro che sono cittadini di uno Stato. Essere responsabili perché? Perché il bene comune sia messo in atto. La responsabilità di far sì che sia applicata la giustizia, quindi la certezza della pena e quindi la dimensione di un vissuto dove le persone si sentono sicure, quindi il senso della responsabilità del singolo, di coloro che educano, della famiglia, ma anche dell'autorità politica. La convivenza deve essere, ecco qui è il punto forte di Papa Giovanni, la convivenza deve essere nella verità, nella giustizia, nell'amore e nella libertà, e questo è proprio di suo pugno. E quindi vorrei proprio leggere il numero 18. La convivenza fra gli esseri è quindi ordinata
feconda e rispondente alla loro dignità delle persone. Quando? Quando si fonda sulla verità, conformemente al richiamo dell'Apostolo Paolo. Via dunque da voi la menzogna e parli ciascuno col suo prossimo secondo verità, poiché siamo membri gli uni degli altri. Ecco, il senso della lealtà nei rapporti tra persone, ma anche tra le istituzioni dello Stato e i cittadini, e viceversa, i cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato. Questa è dunque la dimensione della verità. La convivenza umana deve essere anche considerata anzitutto come un fatto spirituale, quale comunicazione di conoscenza nella luce della verità, esercizio di diritti, adempimento di doveri, impulso e richiamo al bene morale e come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni. Quindi crescere nella dimensione della lealtà, nella giustizia, tutelare ed esigere che sia tutelata la propria libertà, ma tutelare e anche promuovere la libertà altrui. Con quale spirito? Non uno spirito di dominio, ma uno spirito di amore. Ecco la criterialità importante che porta il cristianesimo, colui che si richiama, diciamo così, ai valori veri occidentali che hanno a fondamento l'aspetto della dimensione ebraico-cristiana, e vivere dunque questa dimensione. Vi è poi il dovere di un ordine morale che ha come fondamento oggettivo il criterio di Dio. Questo è un punto importante da parte di chi governa. Altro dovere, il dovere di scoprire i segni dei tempi. E quindi ecco che il valore dei segni dei tempi noi oggi dovremmo vederlo proprio nella giustizia distributiva. Poi dovremmo vederlo nella tutela, promozione reale della donna. Qui lo dice in modo esplicito la Pacem in Terris. Bisogna che ci sia questa realtà. Dice l'ingresso della donna non solo nella vita del lavoro, ma nella vita pubblica, più accentuatamente nei popoli della civiltà cristiana, più lentamente ma sempre di larga scala tra le genti delle altre tradizioni o civiltà. Bisogna promuovere la dignità della donna nella vita, non solo lavorativa, ma anche nella vita politica, dice Papa Giovanni. Nella donna infatti diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento. Vediamo che in certe civiltà ancora è così. C'è presente tutto il problema dell'Afghanistan, il problema dell'Arabia Saudita, le donne che vogliono la loro libertà, ma anche tra noi questi femminicidi. Bisogna educare al rispetto della donna come tale, non solo come madre, ma perché parte integrante della famiglia umana con tutti i suoi diritti e i suoi doveri, ma con la specificità sua. La donna sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento, esige di essere considerata come persona, tanto nell'ambito della vita domestica come nella vita pubblica. Ecco, io mi fermerei qui per suggerire a voi poi di prendere in mano l'enciclica Pacem in Terris. C'è questo testo, Pacem in Terris, l'ultimo dono di Giovanni XXIII, edito dalla Cantagalli e commentato da Marco Roncalli e dal sottoscritto. È importante per capire come noi oggi dobbiamo affrontare il problema concreto della cultura della pace, che non è soltanto la non belligeranza,
ma il vivere concretamente nella prospettiva della promozione della dignità della persona umana, in modo particolare nella concezione dei segni dei tempi, che ha come apice la promozione della donna e il rispetto della donna in tutti i suoi campi.